Secondo te? Sì. Sembriamo due pagliacci? Ma aspetta, fammi pensare. Sì. Ma anche io ho paura di sì. Vabbè, io sono Mister. Jacob. No, io. Rocco. Rock. E tu sei Jacopo. Jacob, sì. Jacob o Jacopo? Jacob. Jacob invece era quello di Twilight. E Jacob lo dico quando faccio l'inglese. Ho capito, però si dice anche Jacob. Sì. Jacob. Capito? Vabbè, dai, faremo lezioni di inglese un altro giorno. Tu sei l'aspirante Mister numero 64. 64. In realtà noi abbiamo le orecchie così perché c'era musica altissima prima. Sì. Quindi ci ha un po' intronato. Allora, cosa fai di bello nella vita? Ma allora studio, poi nuoto ogni tanto, no? Facevo nuoto a livello agonistico, poi ho smesso per un anno. Come mai? Non ce la facevo con gli orari. Ho qualche donna. No. Niente di serio almeno. Dai. E adesso? Adesso vado in spiaggia, dormo. Niente, sono qua. Non so perché. Vabbè, no, senti, hai ripreso a nuotare? Settembre. Oh, mi raccomando, Sì. Anche perché tu so che sei molto forte. No, non è vero. Non è vero, infatti sto scherzando. No, è vero. No, non sei forte. No. Allora, senti, come mai l'idea di venirti a scrivere qui a Mister Topolini? Diciamo che mi hanno costretto. Abbiamo fatto una scommessa con gli amici, l'ho persa ovviamente. Sarebbe? No, non si può dire. Non si può dire? No, me lo Capito. Va bene. L'importante è che tu ti diverta. Sei fidanzato attualmente? No, assolutamente no. E quindi? Quindi sono libero. E quindi? E quindi faccio quello che voglio. Qui abbiamo. Ti sei già guardato in giro? Sì, ogni giorno. No, qui. Sì. C'è qualcosa di. Andiamo domani alle semifinali. Ho capito, tu punti in alto, ho già capito. Va bene, allora senti, quella è la telecamera. Puoi dire e salutare chi vuoi. Vai. Allora, saluto Rocco. Ma non sei tu però. Ah no, allora puoi andare via. Poi saluto tutti i miei amici, Claudio, Ivan, Boro, Zuc e 2 supporter segreti. Però non posso dire i loro nomi. Perché sono segreti. SN. Che sarebbe per? Non si può dire. Sicuro? Sì. Vabbè, allora li salutiamo, SN, ok? Ciao SN, ciao. Ciao.